Si chiude con un miglio per anziani di categoria G, in cui Achille Caff e Concord Live si dividono i favori del pronostico. È stato ritirato dopo sgambatura non convincente Fuego Gar, per cui rimangono in 9. 2 Achille Caff, Alessandro Gocciadoro, 3 Concord Live, Daniele Cuglini, 4 Eubuleo, Alberto Garruto, 5 Drop Jet, Maria Laura Lonano, 6 Faia US, Vincenzo Luongo, 7 Daddy P, Maurizio Cheli, 8 Ermanno Jet, Roberto Faticoni, 9 Farida Rab, Roberto D'Alessandro, 10 Coriolano Pell, Sasi Piscuoglio. Problemi per Ermanno Jet. Partiti con velocissima Faia US che va al comando scavalcando Eubuleo e al largo Drop Jet, poi Achille Caff, ancora Coriolano Pell, Concord Live in sesta posizione. Faia US ha preso la testa con gran lancio, completa i primi 200 metri in 14,2, rallenta ora Vincenzo Luongo Numero una volta 8, Ermanno presa la Jet, testa. squalificato. E così Faia US al comando su Eubuleo, Drop Jet, Achille Caff, Coriolano Pell, Concord Live. Completamento del primo quarto di gara in 29,9. Faia US continua a guidare mentre si scopre Achille Caff che inizia la sua risalita trascinandosi Concord Live. Faia al comando, completa i primi 600 in 45,8, viene sotto alle tribune liberamente leader. Sempre secondo Eubuleo avanza Achille Caff. Poi Drop Jet, Concord Live. Completamento dei primi 800 metri di gara in 1 minuto e 6 decimi per Faia US che guida sempre nei confronti di Achille Caff al largo ed Eubuleo in corda. Poi Drop Jet, Concord Live quando siamo al completamento del primo chilometro che Faia US passa in 1:15,3. Achille Caff proteso al suo esterno va all'attacco, Eubuleo che perde contatto, poi Drop Jet che si libera dalla corda, chiuso Coriolano Pell a 400 dal palo, Faia US prova la fuga, Achille Caff si risistema in scia, poi Drop Jet, Concord Live che cerca di ingambarsi ma è distante, quando siamo a 300 dal palo Faia US prova la fuga da Achille Caff e Drop Jet, retta arrivo per Faia US che è in vantaggio nei confronti di Achille Caff e ha anche un bel vantaggio Faia US che allunga dagli avversari, Faia US che viene a vincere in coast to coast, secondo è Achille Caff, terzo Drop Jet, 1:15,4, 31 ad arrivare, Faia US, Vincenzo Luongo per il training di Karim Berri, i colori del signor Giuseppe Ussia, la vittoria della figlia di Tuono Blue Rex in coast to coast, prende la testa e non si fa mai avvicinare. Achille Caff non riesce ad impensierirla, Concord Live non è un fattore e così Faia US taglia per prima il traguardo. Vincenzo Luongo, Karim Berri, Giuseppe Ussia, questa la vincitrice dell'8ª e conclusiva dall'Arcoveggio.